Sì, buongiorno a tutti e benvenuti. Pensavo proprio per darvi una mano anche sull'attenzione di proiettare alcune foto, perché quindi rilassiamo anche un po' la situazione. Non ho allargato troppo la foto perché altrimenti avremmo toccato quei marciapiedi, quelle zone commerciali di cui parlava di Segna prima, quindi ci siamo limitati sicuramente a mostrare la planimetria del nostro stabilimento, quello di Bressanvido. Ne abbiamo uno a Bassano e abbiamo altre situazioni dove siamo associati, quindi ad esempio Agriform e Trento. Per procedere con la successiva slide, se mi potete girare voi le slide, vi ringrazio. Allora, noi ci siamo accorti effettivamente che facciamo sostenibilità già da tanto tempo senza accorgercene, e quindi dobbiamo effettivamente metterci un po' di ordine anche alle nostre cose per effettivamente cominciare a misurare questi parametri, che vorrei dire non li considererei dei prerequisiti, perché naturalmente anche per fare sostenibilità le nostre aziende tante volte, quando chiediamo qualcosa in più, ci chiedono: ma cosa abbiamo di ritorno? Ecco, quindi questa è una domanda importante, e io che sono un pratico e dovrò fare un intervento pratico, probabilmente potrò apparire magari poco simpatico, poco realista. Allora, il sostegno all'agricoltura di montagna, collina, pianura, attraverso il ritiro giornaliero del latte da tutti gli associati. Qualcuno avrà detto, probabilmente ha sbagliato, perché da noi la collina è differente rispetto alla montagna. La montagna è più, nella zona nostra, è più lavorabile rispetto alla collina. Vediamo tantissimi incidenti che sono successi nelle nostre zone di collina, con sicuramente parecchi anche dei nostri soci che oggi non hanno la possibilità di essere tra noi. Allora, cosa vuol dire questo? Ritirare 3.500 quintali di latte da 327 aziende, dove oggi l'associato che ha consegnato meno, ho controllato prima, ha consegnato 17 litri, e quello che ha consegnato di più ha consegnato 165 quintali. Quindi è una base molto eterogenea che bisogna tenerla insieme. Siamo stati i primi che nel piano latte qualità, logicamente, abbiamo dato degli incentivi anche nella stimolazione delle quantità, in maniera di dare un giusto rapporto anche nei costi di raccolta. Facciamo continuamente assistenza tecnica a tutta la base associativa e implementazione di sistemi di certificazione volontaria. Anche qui vorrei ringraziare CSQA per il grande contributo che ci ha dato fin dal 2003, ma direi anche prima, per le certificazioni di sistema, ma dal 2003 ci siamo accorti che era necessario. Vi ricordate il 2003, un'annata un po' caldina, logicamente, che ha dato origine, io ricorderò per sempre, il 31 ottobre del 2003, ore 17, la prima chiamata dell'USL per la presenza di aflatossine nel latte. La prima azienda da noi è stata... abbiamo distrutto il latte circa 12 giorni. Attenzione, siamo stati anche la prima azienda che ha dato degli incentivi economici per stimolare le certificazioni, da cui abbiamo ricavato il latte Sicuré derivante da aziende certificate ISO 9002 inizialmente, e dopo con le evoluzioni logicamente delle varie certificazioni. Abbiamo coinvolto in maniera inconsapevole, ma pensando di fare cosa opportuna, i magimifici, che sono degli attori fondamentali, che del resto gli agricoltori e allevatori di solito, quando producono delle materie prime, cercano di mettere tutto il cuore per la produzione. Certe volte dall'esterno dell'azienda arrivavano dei prodotti che non erano così, logicamente, così talmente buoni. Quindi abbiamo dovuto creare dei capitolati dove abbiamo dovuto limitare e dare delle responsabilità anche a un settore della filiera che era così fondamentale. Abbiamo 75 mangimifici qualificati, e qui dico, nel settore della cooperazione, questo effettivamente dovremmo creare sistema, quindi facendo magari tesoro attraverso degli enti di certificazione che magari certificano già questi mangimifici, potrebbero darci una mano. Anche attraverso corsi di formazione, quindi facciamo continuamente assistenza, quindi sul benessere animale, sulle buone pratiche quindi di produzione dei prodotti.
Questo è molto importante perché qualcuno non citava, ma l'ha sottointeso, le cosiddette monocolture. Io ti ringrazio qua sicuramente. Ecco. E noi abbiamo dato delle indicazioni e stiamo dandole attraverso anche delle persone molto più preparate di noi per cercare di dare le basi per trovare quelle giusti equilibri di buone pratiche di coltivazioni che si sono un po' dimenticate, e quindi anche le rotazioni, quindi sarebbero cosa fondamentale. Qualcuno prima lanciava la sinergia che può esserci tra biologico e sostenibilità. Sì, c'è tutta, è una simbiosi mutualistica che esiste. Vorrei però ringraziare l'allevatore che esprimeva prima una grandissima considerazione sul rapporto UBA-SAU e dopo spiegherò perché. Avanti pure. Ecco, sempre una foto sicuramente più piacevole della mia vista, quindi che vi può allietare. Quindi il sostegno alle piccole aziende di montagna attraverso un percorso di conversione biologica. Adesso non vorrei sicuramente qui ringraziare delle persone che sono presenti, ma se siamo arrivati a un progetto che è partito dal 2003 dovrei sicuramente ringraziare un ex presidente, ma mi limito per il tempo. Cosa abbiamo fatto qui? Nel 2003 abbiamo fatto un censimento in tutti i produttori, che allora erano più di 500, sul rapporto che c'era tra SAU e UBA. Ci siamo accorti, abbiamo definito in colori, alcune zone che non erano conformi le abbiamo definite come rosse, e c'erano tante zone rosse, abbiamo definito alcune zone verdi che erano più attinenti alla zona collinare e montana, e quindi ci siamo diretti per spingere e stimolare quelle aziende verso quella direzione, e effettivamente abbiamo salvato alcune aziende che stavano chiudendo. Avanti con la prossima. Beh, i nostri allevatori in maniera inconsapevole o per necessità, quindi da un problema a un'opportunità, sono i primi sostenitori logicamente dell'ambiente, attraverso quindi tutto quello che è la sostenibilità che crea l'utilizzo dei reflui, e quindi anche attraverso impianti di tipo fotovoltaico, ma in particolare questi sicuramente danno un grandissimo contributo al nostro ambiente. Avanti con la prossima, perché effettivamente qui abbiamo le DOP, sono la prima sostenibilità. Sosteniamo dell'economia locale attraverso delle dominazioni di origine protette, e quindi quanto più vero delle nostre DOP che sono presenti a Siaghi e Grana, quindi in questa zona, ma noi abbiamo cercato di creare la sostenibilità nella sostenibilità, e in maniera sempre inconsapevole, perché non siamo proprio così intelligenti, ma magari tante volte ci arriviamo, attraverso l'utilizzo di una grotta che è in centro a Schio, quindi lì abbiamo creato un formaggio tipico con latte di zona e stagionandolo con una quantità di minimo 5 mesi all'interno di condizioni naturali che ci esprime questa grotta. E effettivamente direi che è una delle uniche grotte, quindi per la stagionatura del formaggio, con bollo CEI, quindi sicuramente la sostenibilità nella sostenibilità. L'altra sostenibilità che facciamo continuativamente da sempre è, come abbiamo visto nel primo punto, è la raccolta del latte in tutti i punti più estremi della nostra situazione cooperativistica, e le malghe in questo caso rappresentano la punta più estrema della raccolta. Però ancora qui il consiglio di amministrazione, e voglio ringraziare di Latterie Vicentine, già da quest'anno ha espresso un valore aggiunto in questo latte. Invece che caricare i costi di raccolta, cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo dato un incentivo al litro a queste aziende, proprio perché ne abbiamo ricavato un formaggio buono, e l'abbiamo commercializzato attraverso figure importanti che abbiamo in azienda, molto bene direi. Quindi creiamo sicuramente identità e cultura. Avanti con la prossima. Quale miglior manifestazione? Ancora un minuto. Sì, perfetto, ci arrivo. Quale migliore manifestazione non abbiamo, ringraziando l'azienda agricola Pagiusco, nella transumanza che è nata, diciamo, come situazione spontanea, effettivamente sta coinvolgendo, è una cassa di risonanza molto importante. Direi la foto esprime tutta l'espressione di sostenibilità. Avanti, prego.
Abbiamo creato sostenibilità da un problema a un'opportunità, il latte crudo, ok? Noi abbiamo sostenuto le nostre aziende che volevano fare dei passaggi, quindi da condizioni di problema a un'opportunità che era la commercializzazione dei nostri prodotti attraverso dei punti distributivi H24. Avanti, prego, se no. Abbiamo sostenuto e sosteniamo da sempre le aziende didattiche che sono nel territorio, le nostre aziende didattiche che sono la punta di diamante per il conoscere l'attività delle aziende agricole, ma l'attività che noi facciamo all'interno degli stabilimenti. Quindi veramente un ringraziamento a loro per tutta l'attività che loro fanno, diciamo, durante l'anno ai futuri consumatori. Prossima. Io sono veramente convinto, perché quando ho qualche ora mi occupo anch'io di agricoltura, non di zootecnia, che gli allevatori siano i primi a sostenere il costo sociale più importante della gestione dell'ambiente e sostengono un costo che non gli viene riconosciuto. Avanti. Dobbiamo però creare il consumatore che capisca cos'è la sostenibilità, perché se noi andassimo fuori qui, facciamo 100 domande a 100 consumatori, credo non so quanti riusciranno a rispondere esattamente con termini appropriati cos'è la sostenibilità. E no, ma ho detto fuori, mi permetta sempre, io cerco sempre di... Esattamente. La sostenibilità di un territorio produce economia locale, un ambiente sostenibile e non da ultimo il benessere sociale. Qui dovremmo, e io cerco sempre di andare fuori dalle nostre regioni, magari un po' più a nord, per capire chi fa meglio di noi, magari anche a sud, ma qualcuno ci insegna che gestendo bene il territorio arrivano turisti, gestendo bene i prodotti si vendono e quant'altro. Io vi ringrazio e mi scuso per lo sforamento.